Salvatore Cocuzza 1-0 e l'Acragas vola verso la salvezza. Che l'Acragas abbia giocato ieri una grande gara lo dimostra anche il possesso palla nel primo tempo con il 60%. Un bel gol per i 3 punti segnato sotto la curva che è esplosa ed ha osannato il giocatore palermitano che quando c'è si vede. Ottimo anche Klaric, anche se poco fortunato. Attento ancora una volta a Pasquale Pane, bravissimo a difendere la propria porta. L'Acragas ha dominato l'incontro con il Siracusa credendoci in un derby tutto sommato tranquillo. Proprio nei derby possiamo dire che i biancoazzurri si confermano dei giganti leoni. Nel conto bisogna mettere anche 2 traverse che l'Acragas ha colpito e che avrebbero potuto arrotondare meritatamente il risultato. E se le cose stanno procedendo per il verso giusto, c'è da dire grazie al pubblico dei tifosi che sta aiutando i giovani a crescere meravigliosamente. Ma non bisogna dimenticare che è anche l'aria che si respira a casa Acragas che ha ribaltato la situazione. Basta ascoltare il presidente Silvio Alessi per rendersi conto del clima di festa che regna tra i biancoazzurri. Soddisfatto più di tutti, naturalmente, è il mister Raffaele Di Napoli. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, l'unica cosa che voglio è che loro non si accontentano e che devono dare sempre il massimo e onestamente sto trovando delle grandi risposte in questo gruppo, ma non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a essere determinati sul nostro obiettivo e sul nostro sogno che abbiamo da 18 luglio. Il Siracusa è una squadra che viene da tante vittorie, ecco, fermarla da Agrigento è stato un risultato importante, ecco, come vede in questo momento la classifica? Ma sinceramente non ho ancora vista la classifica perché sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Il Siracusa è una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore, ha dimostrato che dal girone d'andata, da quando vinse con noi 4-2, ha fatto una striscia di risultato importante, composta da giocatori di categoria. E oggi abbiamo fatto un'altra piccola impresa perché questi ragazzi ci stanno sbalordendo, stiamo andando oltre le più rosee aspettative, ma io sono una persona ambiziosa e come me lo stanno diventando anche i ragazzi perché abbiamo fatto una scelta di uomini sia a luglio che a gennaio, quindi sono contento per loro. Ecco, uno sguardo a una settimana corta, mercoledì giocheremo con il Messina, sarà anche una partita estremamente importante, lei tra l'altro conosce bene il Messina, viene dal Messina, ecco, come penserà di fermare questa squadra e chissà magari le auguriamo anche un buon risultato? Ma noi domani mattina riprenderemo gli allenamenti, oggi ci prendono il giusto riposo di mezza giornata, domani mattina si riprende gli allenamenti e dobbiamo pensare ad affrontare una partita. Dall'altra parte la stanno preparando bene, il loro allenatore ha dichiarato che se vince contro l'Acragas è salvo e sappiamo che andiamo a affrontare una squadra molto competitiva, molto forte e una piazza importante, però noi abbiamo dimostrato che non abbiamo rispetto per tutti sicuramente, però andremo a giocarcela perché abbiamo voglia di divertirci e di confrontarci con grandi campioni. Abbiamo visto che è andato a fine partita anche sotto la curva a ringraziare. Sì, sono andato, io ho molto rispetto per il pubblico, per la gente che ci sostiene. Sono andato sotto la curva a salutare perché è giusto che una persona, un allenatore, va a salutare i propri beniamini